Ritengo che sia indegno di una capitale del XXI secolo avere una distribuzione commerciale come quella che c'è a Venezia e che noi non troviamo né a Londra, né a Parigi, né a Berlino, né a New York, insomma in nessuna delle grandi capitali del mondo. A volte persino la burocrazia vive di un linguaggio gentile. Interessarsi di pianificazione delle occupazioni di suolo pubblico nel placido scenario veneziano, ad esempio, può suggerire di primo acchito un'attività stimolante e suggestiva. Invece l'impresa che si è sobbarcato il consigliere comunale di maggioranza Paolo Pellegrini in qualità di presidente della 9ª commissione è tra le più ardue che si possano affrontare. Come si sia potuti giungere a questo livello meriterebbe un capitolo a parte. Fatto sta che oggi Venezia è in diverse zone letteralmente cinta d'assedio da miriadi di bancarelle di souvenir. Tutti i veneziani che incontro mi dicono: cosa aspettate a togliere quelle bancarelle? Non possiamo toglierle perché queste hanno un'autorizzazione non scaduta e quindi bisogna che aspettiamo che queste autorizzazioni scadano, ma sono autorizzazioni pluriennali, quindi ci vorrà tanta pazienza. Abbiamo fatto un'azione, devo dire, pesante di spostamento di bancarelle, perché per esempio abbiamo liberato il campo San Lio, il campo San Filippo e Giacomo, la Riva del Ferro. Naturalmente non li possiamo chiudere e quindi li abbiamo spostati in zone di minore impatto. Negli ultimi anni, di pari passo con l'aumento esponenziale di visitatori, a Venezia si è assistito ad una proliferazione di bar e ristoranti che hanno aperto un secondo fronte di battaglia, i plateatici. La trasgressione tipica poi è quella del plateatico, che alla sera si allarga perché il metro è elastico. 3 metri di giorno sono così e di notte sono il doppio. Abbiamo recentemente un paio di casi in cui uno è stato anche pesantemente sanzionato, ma nonostante le sanzioni lui continua imperterrito a occupare il suolo pubblico e arriverà la sanzione della sospensione della licenza e poi, non so, se proprio insisterà, credo che gli verrà revocata. Ma insomma diciamo che questi sono casi limite di cui purtroppo l'Italia è diventato, ahimè, un esempio. La gente delle regole se ne frega e, come dice la famosa poesia, in Italia tutto è concesso, soprattutto quello che è proibito. Secondo Pellegrini bisognerebbe anche attivarsi con un corpo comunale ad hoc per fronteggiare una questione che in una città come Venezia deve avere uomini che se ne occupano in via esclusiva. La mia idea sarebbe quella di creare un subcorpo di polizia locale, chiamato polizia turistica, che non si dovrebbe preoccupare di malfattori, di pusher e della delinquenza ordinaria, ma del rispetto delle regole fissate per il turismo.